se riusciamo, pur con informatici. Oh, compare qualcuno. Bene. Vediamo. Scusate, come al solito devo mettere su Twitter e poi vediamo, sperando che prenda. Posso chiudere. Allora. Festival della cacchiata. Ok, bene, benissimo. Voi sentite bene? Ok. Buonasera. Vi chiamo, sto facendo la diretta in un momento, diciamo così, di riflessione all'interno del Consiglio Comunale di Como. Questa è la mitica saletta rossa che spesso utilizziamo per le riunioni. Non si sente, si vede male. Solo lui oppure anche gli altri? Giusto per capire. Comunque, niente di particolarmente bello purtroppo in questa parte di Palazzo Cernezzi a Como. Forse la cosa bella è se metto la testa fuori dalla finestra perché si vede da qui e lo so, purtroppo le pareti sono quelle che sono. Da fuori è bello perché si vede, eccolo qua, vedete, questa è l'abside di San Fedele, che è una delle chiese più belle di Como. eh, e l'abside è bellissimo e anche la chiesa dentro è molto bella. Ups, questa, vabbè, una delle vie, poi da là si arriva al lago. Ok, comunque, visto che in ogni caso la connessione è un po' quella che è, adesso sto fuori, vediamo di andare direttamente al punto. Allora, oggi Festival della Cavolata, perché come ben vi state rendendo conto, a furia di dire cretinate su tutti i mezzi di stampa, la gente poi ci crede. Eh, e adesso credono che effettivamente il MES sono soldi regalati. Oggi l'apoteosi è arrivata in Consiglio regionale Piemonte, dove a un certo punto un consigliere, che mi dicono anche essere tutto sommato brava persona, dice: ho saputo che dei 37 miliardi del MES 120 milioni spettano per il sistema sanitario alla regione Piemonte e quindi facciamo l'ospedale di Ivrea. Ma vedete che vi hanno fritto la testa con le vostre boiate. Poi c'è stato Braik, altra brava persona tutto sommato, perlomeno per quanto piddini, comunisti, certo per carità, però tutto sommato neanche dei peggiori, che dice ci vuole il MES per la cultura, come dire facciamoci dare dei soldi, sempre pensando che siano soldi gratis. Allora, forse non sono stato chiaro, vedo di ripeterlo. È una fonte di finanziamento, non sono soldi gratis. Quindi significa che chiunque dice io con i soldi del MES ci faccio questo, ci faccio quell'altro, non ha capito niente di che cosa serve il MES. Io veramente non so come spiegarlo. Allora, eh, ve la metto così. Supponiamo che voi, che ne so, a un certo punto, come tanti ristoratori,
quest'anno avete la prospettiva di avere incassi zero, o un albergo o qualcosa del genere. Benissimo. Allora a un certo punto fate i conti di quanti soldi vi servirebbero. No? Allora, quanti soldi vi servono? Vi servono, che ne so, supponiamo per tirare avanti quest'anno 20.000 euro. Allora a un certo punto fate i conti di dove li potete trovare. 20.000 magari, non so, dice, magari i risparmi sono 5.000, poi magari se riesco a avere degli aiuti di Stato per altri 5.000, poi mi faccio un prestito con la banca per 10.000, no? E quindi in una maniera o nell'altra arrivo a 20.000 euro. Nel nostro caso saremmo anche messi meglio, perché al lato pratico buona parte di questi soldi ce li avremmo da parte della banca centrale. Significa non un prestito, significa una cosa nostra che ci consente di stampare denaro. Ok? Quindi in teoria noi saremmo a posto così. Ma a un certo punto arriva lo strozzino che ti dice: ma volendo ti do anch'io 5.000 euro. Allora tu puoi scegliere se dire che invece di aver bisogno di 20.000 ne hai bisogno di 25.000. Ma allora però prima di andare a vedere se li devi prendere dallo strozzino vai a controllare dalle altre tue fonti di finanziamento per vedere se per caso qualcuno ti può dare i soldi. Altrimenti quei 5.000 dello strozzino non sono un regalo, sono disponibili insieme con altre possibilità che ci sono da altre parti. È ovvio però che io non vi consiglierei o non consiglierei a chiunque di dire: ma scusa, ma se ci sono altre possibilità perché io devo andare dallo strozzino? E soprattutto il fatto che ci sia uno strozzino che dice: volendo ti presto io 5.000, no? O 10.000 o quanto vuoi, non significa che con quei soldi allora ci devi fare questo, questo e quest'altro, perché hai a disposizione altre fonti di finanziamento. Non so se uno non ci arriva, cioè la banca, per dire, tu vai alla banca, la banca ti dice: quanto ti serve? Ti serve 10.000, perfetto. Ok, garantito dallo Stato, quindi a interessi zero, mettilo come vuoi. Babbo morto, fondo perduto, insomma, tutte le possibilità che uno ha in mente. Eh, e dice: ma ti ho detto 10.000 perché mi hai detto che hai bisogno di 10.000. Se per caso ti servissero 20, allora a quel punto ti do 20. Sai, ti servono 30, ti do 30. Non è che hai già esaurito il tuo plafond di quello che puoi andare a prendere da altre fonti e allora puoi aver bisogno necessariamente gioco forza perché sennò tiri le cuoia dello strozzino. Il pensiero che tu devi fare è: mi conviene andare dallo strozzino? No. Oppure mi conviene andare dalle mie solite fonti di finanziamento? Questo è il pensiero. Chi dice io mi faccio dare i soldi dal MES e ci faccio l'ospedale di Ivrea è pirla, perché è un prestito. E quando lo strozzino ti chiede indietro i soldi, che cosa fai? Smonti l'ospedale di Ivrea? Oppure tu forse hai in testa la solita cosa che hanno tutti dicendo: ma io comincio a prenderli e poi scappo in Guatemala quando arriveranno gli scherani dello strozzino per ammazzarmi. Ma che sistema è? Ma che modo è? Cioè, io veramente faccio fatica a pensare o a capire come ragionano. Cioè, caro Brai, no? Massimo, ci eravamo anche sentiti, se non mi ricordo male, molto tempo fa. Ma se tu pensi come io penso che ci sia bisogno di più soldi per la cultura, non devi andare al MES, devi andare al governo e dire: invece di fare 55 miliardi di deficit con questa manovra che non esce mai, no? Fanne 60 perché 5 sono giusti, è giusto darli per le attività culturali, per i musei, per quello che vuoi. Giusto, sbagliato che sia, non lo so, però quello sarà poi una decisione politica. Non è che se arriva
Supponi per caso che ti prendano in parola, no? E arriva Dombrovskis e ti dice, ah, guarda, però il MES potete anche spenderlo per la cultura. Non cambia niente, non cambia niente, è sempre un finanziamento che normalmente tu ti devi prendere da qualche parte e che in questo caso è garantito dalla banca centrale. Il MES per la cultura. Allora facciamo il MES per Aisha. No? Allora, vediamo un po' quanti... cioè, adesso, vabbè, io sono subissato di gente incazzata nera per la storia di Aisha. No? Io come tutte le cose non mi aggiungo al bar, cioè non credo di poter dare nessun tipo di valore aggiunto a questa discussione. Io semplicemente mi limito a ricordare, ma ripeto, è un'osservazione da bar, che anche in Italia c'erano i sequestri, in Sardegna c'era, magari chi è giovane non se lo ricorda, ma insomma io ormai comincio ad avere i miei annetti e la stagione dei sequestri, dell'anonima sequestri, me la ricordo più che bene. Uno dei sistemi con cui è stata sconfitta l'anonima sequestri è il blocco dei beni dei sequestrati. Se per caso veniva sequestrato uno, veniva rapito uno, alla famiglia venivano bloccati i conti correnti perché così facendo non pagasse il riscatto. Giusto, sbagliato, crudele, io non lo so, valutate voi, però i risultati in una maniera o nell'altra quantomeno non sono in grado nemmeno io di poter dire se sono tutti dovuti a questa legge o no, però mi risulta che sia ancora in vigore, una legge credo del 91. Eh, quindi da una parte se fosse rapito un cittadino italiano e portato da qualche malvivente italiano e c'è il blocco dei conti per evitare di pagare il riscatto, perché sennò diventa facile, no? A un certo punto se ogni cittadino si paga il riscatto per prenderlo, allora all'estero diventeremmo il bersaglio mobile, no? Per carità, uno dice così in pare sta in Italia, ma verrebbero a prenderci qua a casa. Fatto sta che a un certo punto, se veramente hanno pagato 2, 3, 4 milioni o chi per esso per questo riscatto, da una parte vediamo che come sempre ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché non sono pochi quelli che evidentemente sono stati lasciati morire in questa occasione perché al momento non c'erano i fondi, perché non si poteva spendere, perché. Va bene. Però allora cosa facciamo? Il MES per Aisha. Capite di questo scivolo dove andiamo a finire? Cioè non è che lo Stato non ha 4 milioni. Non è che lo Stato a un certo punto dice, ah, ma io vorrei liberare, giusto o sbagliato che sia, ripeto, per me è molto sbagliato, comunque vorrei pagare un riscatto per darlo a dei terroristi, per liberare una mia concittadina e similari, quindi è peccato che non c'ho i 4 milioni. Lo Stato non rimane senza soldi, lo Stato fa deficit. Rimane senza soldi se e nel momento in cui questo deficit non viene finanziato dal mercato. Ma quando è che non viene finanziato dal mercato? Non viene finanziato dal mercato quando la banca centrale smette di agire come banca centrale. Esempio tipico di 2 volte che abbiamo rischiato di finire in questa situazione, il 2011, quando bisognava far sloggiare Berlusconi, e allora a quel punto la banca centrale non comprava più i soldi, non comprava più i titoli di Stato italiani, quindi lo Stato non poteva più finanziarsi e allora potenzialmente non c'erano i soldi. Allora hanno dovuto inventarsi quello che Monti con quel che segue. Altro caso, 2012, pur con Monti c'era il problema delle banche spagnole, della crisi di un gruppo bancario che si chiamava Bankia. Allora gli spagnoli, non riuscendo più a finanziarsi sul mercato, perché anche lì la banca centrale non faceva il suo mestiere, hanno chiesto aiuto ai fondi salva stati, a quello che si chiamava EFSF. L'EFSF ha presentato e ha preparato un pagamento, un prestito di fino a 100 miliardi, di cui loro ne hanno presi 50,
ma hanno voluto scrivere nero su bianco che quel tipo di prestito non sarebbe stato un credito privilegiato. Quindi, perché sennò altrimenti capite bene che anche lì sarebbe stato uno scivolo pazzesco. Quindi anche la Spagna in quell'occasione prese i soldi da quello che sarebbe poi stato il MES, ma ha voluto scrivere nero su bianco che non sarebbe stato un credito privilegiato. Certo. Altrimenti, ripeto, come con che coraggio tu poi puoi pensare di andare a vendere gli altri tuoi titoli sapendo che tu ti stai finanziando mettendo un privilegio e quindi mettendo dei creditori davanti a quelli che credevano di essere il creditore massimo, no? Vale a dire il detentore del titolo di Stato. Guarda caso, anche lì pochi giorni non funzionò. Prova provata, cioè, uno a un certo punto sono andato a riguardarmi bene, me le ricordavo, ma sono andato a riguardarmi bene le date l'altra sera. Pensate un po', la Spagna va in crisi e non riesce a finanziarsi. Era inizio 2012. A giugno non ce la fa più. Allora arriva la missione delle FSF. Si accordano per avere i 100 miliardi a metà luglio. Allora, è servito quindi per sistemare le difficoltà della Spagna? No, anzi, ha peggiorato tutte le cose, nonostante non fosse credito privilegiato. Il fatto di essersi rivolti al MES per avere questi 100 miliardi ha fatto precipitare la fiducia nella Spagna. Tutto stava andando a carte 48, lo spread della Spagna 500, 600, 700, il nostro nonostante avessimo Monti, no? 500 spread a 400, 500 e così via. E alla fine, a un certo punto, dato che tutto stava saltando per aria, pochi giorni dopo, preso atto che quindi questo intervento del MES aveva fatto saltare per aria tutto, intervenuto Draghi ha detto whatever it takes e istantaneamente tutto ha cominciato a migliorare. Ora io non lo so se anche quella fu una messa in scena per fargli prendere il MES e solo dopo intervenire. Un giorno, quando ci metteremo a parlare con Draghi, chissà, magari ce lo racconta. Oppure, come è più probabile, che l'Unione Europea voleva andare assolutamente per le sue strade, quindi passare tutti i finanziamenti per il MES, ma una volta visto che anche quella roba lì stava andando totalmente a remengo e stava facendo saltare tutto, Francia inclusa, a un certo punto sono suonate le campane d'allarme e allora è dovuto intervenire, no? La banca centrale. Fatto sta che quello è proprio un precedente dove il MES non aveva portato nulla di buono, ma può essere considerabile e non funziona, come abbiamo visto, solo e esclusivamente se tu non riesci a finanziarti in altra maniera. Viceversa, se tu hai accesso al mercato così come adesso e quindi ti vendi i tuoi titoli di Stato, non hai nessun bisogno di ricorrere a un'altra fonte di finanziamento e quindi non sono aggiuntivi, non hai bisogno di un'altra fonte di finanziamento e se vuoi pagarti i riscatti per tutte le AISCE del mondo, non è che hai bisogno di prendere i soldi al MES, perché sennò altrimenti non li avresti. Il dire che tu non avresti quei soldi, che volendoli potresti spendere ma non li avresti e quindi hai bisogno del MES, implica che tu non hai accesso al mercato. Quindi toglietevi dalla testa che il MES siano soldi a fondo perduto, toglietevi dalla testa che con questi ci fa gli ospedali, toglietevi dalla testa che se non ve li danno allora non si può fare questo e quest'altro, perché loro stanno andando dai presidenti di regione a dire queste robe qua. Ah, guarda, sai che tu potresti fare quindi l'ospedale, sai che potresti fare la strada e cose così tipo se prendessi i soldi del MES, così come avevano detto gli giorni scorsi, sai che tu agli imprenditori, sai che potremmo togliere l'IRAP se prendessimo i soldi del MES? È una stupidata, è una fonte di finanziamento, non è il deficit. Per stabilire cosa e dove si può spendere, devi stabilire l'entità del deficit, quindi devi andare a tirare una manichina a quelli che sono ancora lì chiusi a pensare che se è giusto o meno regolarizzare 600.000 clandestini o meno, perché
Voi capite, no? Cioè non sono i problemi le casse integrazioni che non arrivano, non sono i problemi i soldi che non ci sono, non sono i problemi che noi siamo ultimi al mondo, ma per enorme distacco, perché tutti hanno messo in circolazione denaro, tranne noi. No, i problemi ci blocchiamo perché bisogna essere attenti perché uno vuole regolarizzare 600.000 clandestini e gli altri no. Ecco, andate da quelli lì dei 600.000 clandestini, dite tutte le vostre amene esigenze, no? Tale per cui secondo voi senza quei soldi il mondo non va, che sia la cultura, che sia l'ospedale di Ivrea, che sia il cavolo che volete. Una volta messo il conto, gli dite di spostare l'asticella invece di 55, di farne 60, di farne 70 o quello che serve. È chiaro? Incidentalmente, scusate, ve la butto lì, stanno cominciando ad arrivare i dati. I dati ci diranno chi ha gestito bene le cose e chi le ha gestite in modo pazzesco. I dati ci diranno chi ha fatto come in una maniera o nell'altra, dicevo io, ma non è che dicevo io perché sono particolarmente sveglio, ma dicevo io perché era l'unica cosa evidente da fare, vale a dire mettere in campo una marea di liquidità subito, e chi non l'ha fatto. Vediamo chi ha fatto già arrivare i soldi alle sue imprese, ai cittadini, ai disoccupati e così via, e chi invece li sta ancora strizzando perché deve stare lì a baloccarsi col MES, con l'ok dell'Unione Europea, con vediamo che cosa ci dice Dombrovskis. Poi vediamo i numeri, poi gli mettiamo il conto. Perché guarda caso noi stiamo vedendo che chi incidentalmente, guarda, sa perché no? L'Eurone ci protegge, chi incidentalmente, e vedremo i dati, ecco qua, scusate, campana di San Fedele, vediamo che suoni i suoi rintocchi. Tim, la mezza, ecco. Allora, vediamo amabilmente, tranquillamente, pacatamente, cosa è successo nei paesi con moneta propria e che quindi non hanno dovuto aspettare nessun tipo di riunione, Eurogruppo, Eurosummit e similari per dare i soldi ai propri cittadini. Quei soldi non che devi stare lì a guardare perché, oddio, magari non se li meritano. Capite? Perché tutti lì a fare i conti per restringere il recinto dei soldi in modo tale da evitare che arrivino a chi non gli spetta, no? Poi alle ISCE 4 milioni. Allora, chi aveva la propria moneta non ha dovuto aspettare nessun tipo di riunione, ha messo in campo tutti i denari che servivano e vedremo poi chi ha fatto di più e chi ha fatto meglio. Se l'Eurozona ex Germania, perché sappiamo che ovviamente questi guai gli portano una marea di soldi, oppure chi l'euro non ce l'aveva e che quindi ha potuto agire senza dover aspettare nessun tipo di riunione, nessun tipo di ok, nessun tipo di via libera da parte di Dombrovskis. Quindi vedremo se ha fatto meglio la Svezia, vedremo se ha fatto meglio la Polonia, vedremo se ha fatto meglio l'Ungheria di quello cattivone, no? E similare, vedremo se ha fatto meglio la Gran Bretagna, vedremo se ha fatto meglio il Giappone, vedremo se hanno fatto meglio gli Stati Uniti, vedremo se hanno fatto meglio costoro rispetto all'Italia, o se hanno fatto meglio rispetto alla Spagna, o se hanno fatto meglio rispetto alla Francia. Facciamo due conti, facciamo due conticini. E poi allora ne parleremo, perché sapete, se la storia è, come ci hanno raccontato fino adesso, che l'Eurone ci protegge in caso di crisi, cosa di meglio, no? Di verificare cosa è successo durante questa crisi, se l'Eurone ci ha protetti, oppure se invece chi aveva magari lo zlotino, chi aveva la sua coroncina o cose di questo tipo sia andato meglio o peggio. Quindi
Il punto è questo, in questo momento loro stanno ancora discutendo sul bellissimo decreto aprile, l'11 i consigli dei ministri vengono sconvocati a sequenza uno dopo l'altro, sai, bisogna discutere dei clandestini, la sanatoria del clandestino qua, la marchetta là, i soldini per questo, i soldini per quest'altro. Voi lo sapete come funziona, voi lo sapete, ve l'ho spiegato, cioè queste leggi vengono fuori che non appena c'è 58-55 miliardi da spartire, qualcuno che è più sveglio di voi e che è più amico di Fracchia e degli altri rispetto a voi, parte subito mettendo dentro una leggina fatta apposta per lui. Quindi quando voi vi domandate, cacchio, ma chissà perché qua le case gialle hanno il bonus mentre invece quelle azzurre non ce l'hanno. Perché? Perché c'è della gente che si è mossa prima e ha fatto recapitare, adesso è lì, no, pronta, tramite tutto un sistema enorme, no, dello Stato, per infilarsi dentro in questi 55 miliardi. Tutti, tutti. C'è la fila pronta e questi non si può dire di no e allora bisognerà sistemare. Vedrete, c'è tutto quello che non c'entra niente, tutto quello che verrà presentato come mini settoriale o similari che arriva dal governo. Arriva così, arriva da tutta una serie di lobby che sono lì che stanno tirando la manica da una parte all'altra per avere due briciole. Pezzenti, pezzenti, ma qui bisogna pensare a un sistema in generale, bisogna pensare a rimettere in posto il paese, dovrebbe essere una roba di 3 righe, al massimo poi vogliamo dare il contentino a questo, questo e quest'altro, ma lascialo fare al Parlamento, fagli fare la famosa legge Mancia, no? E ci ripensiamo, fai la legge Mancia bis. Ma altrimenti questo qua, cioè dovrebbe essere una cosa strutturale, rimettere in piedi il paese, non stiamo scherzando, invece lì ancora con la vecchia abitudine del comma, il controcomma, lo zero virgola. E vi avviso, poi vi saluto, di che tipo di fregatura sta arrivando. Non so se avete notato, ma sembra che i contributi a fondo perduto verranno riconosciuti a quelli che nel primo trimestre o quadrimestre hanno avuto un calo del fatturato di 2/3 rispetto al primo trimestre o quadrimestre dell'anno scorso. Cosa? Quindi se io sono un albergatore, se io sono un balneare, se io sono uno stagionale, se io sono uno qualsiasi che ha un lavoro stagionale che è stato incenerito e quindi non fatturavo nei primi mesi dell'anno scorso e così non fatturo quest'anno, ma la mia stagione è andata, non vedo niente? Oh, guardate che se va così, guardate che è pesante, eh? Eppure stanno pensando di far così. Poi pensate poi il bilancio quadrimestrale, cioè il bilancio. Ma chi diamine può avere, no? I conti, il fatturato di meno di 2/3 dei primi mesi? Poi non so, se a uno gli ballava una cosa, un residuo, una cosa, ma come fai a fare quel conto lì? Ma dico, so, qua io sono a Como, ma secondo voi, qua a Como, tutti gli alberghi, con la stagione che inizia alberghi, ristoranti, ambulanti, negozi, qualsiasi cosa, vai giù fino al venditore di souvenir, con la stagione che inizia a maggio, particolarmente basata sull'estero, ma cosa credi? Che se vado a vedere il fatturato dei primi 3 mesi non è uguale? Zero era l'anno scorso, zero è quest'anno il fatturato dei primi 3 mesi. E quindi zero? Prendono zero questi qua? Mio Dio, vedrete che ci sarà molto da fare. Torno in consiglio, va, ma le cose purtroppo, come vedete, vanno in maniera ridicola. Speriamo che una cosa ci aiuterà, ecco. Vedete che se questi simpatici argomenti, ste Aisce o cose di questo tipo, serviranno a far svegliare un po' di persone, allora forse, cioè i clandestini, le Aisce, cioè tutte queste cose che sono fuori rispetto a quello che sto cercando di spiegare, ma evidentemente fanno maggior presa sul pubblico. Vedete che se grazie anche a queste cose, per l'eterogenesi dei fini, a questo punto si ricomincerà a salire forte, eh, penso sia meglio per tutti, ecco. Quindi
le scemenze che stanno facendo su queste cretinate qua, che sono in modo infinitesimale importanti rispetto a quello che invece è quello che sta succedendo sul MES o similari, se servono a far svegliare un po' di gente che si era evidentemente addormentata pensando che boh, ma sì, ma tanto tutto sommato sono tutti uguali, ben venga. Oh, cioè, io volevo svegliarti con una carezza e farti vedere il treno. Se uno ti sveglia con un secchio d'acqua e dall'altra parte ti fa spostare dai binari facendoti vedere il ghiacciolo, pazienza, ma importa che ti togli dai binari. Quindi va bene così. Grazie.